stanno coprendo le targhe. Perché? Hanno forzato un casello e stanno bloccando l'autostrada per entrare nel casello senza pagare. Hanno messo le targhe così. Qui si sono risparmiati 50 euro. La segnalazione arrivata a ETV descrive, con tanto di racconto in diretta e immagini riprese da un'auto in coda, quello che è successo ieri pomeriggio al casello autostradale di Casalecchio di Reno, qualche ora prima della partita Bologna-Napoli che si sarebbe poi disputata in serata al Dallara. Un gruppo di automobilisti identificati come ultras partenopei in trasferta per seguire la squadra si sono fermati poco prima dell'uscita per nascondere le targhe dei loro minivan, poi hanno manomesso la sbarra del telepass e sono passati senza pagare il pedaggio. L'episodio al centro della segnalazione è confermato anche dalle forze dell'ordine. Il casello, viene precisato, non è stato danneggiato, ma effettivamente è stata alzata manualmente la sbarra per poter transitare da quel varco anche senza telepass. Chi lo ha fatto, come mostrano le immagini, aveva opportunamente coperto le targhe per non incappare poi in multe o richieste di pagamento. Tutto questo ha provocato rallentamenti e congestione del traffico, con molti automobilisti spazientiti, soprattutto quelli che si erano accorti dell'espediente. Guarda te, io non ci credo. Ma questo succede quando dai della libertà di trasferta, non ne devono dare la libertà di trasferta. Non devono fare venire. Siamo alla follia. Sei i tifosi del Napoli. Gli ultras del Napoli che devono vedere la partita. Ah, così hanno coperto le targhe con... Hanno coperto le targhe. Hanno chiuso le targhe così non le leggono e entrano. La polizia, sì. La polizia spiega di avere poi sottoposto a controllo alcuni minivan che sembravano essere occupati da tifosi più agitati. La conferma che qualche ultras partenopeo sia arrivato a Bologna con intenzioni non proprio pacifiche arriva anche da ciò che è successo dopo, nei dintorni dello stadio, dove un folto gruppo di napoletani, si parla di un centinaio di persone, ha creato problemi esplodendo bombe carta e ferendo anche un agente della Digos impegnato nell'ordine pubblico. Diversi residenti in zona stadio hanno lamentato danneggiamenti e qualcuno ci ha inviato il video che stiamo vedendo. A quanto pare i tifosi azzurri si stavano dirigendo verso il settore occupato da quelli del Bologna e, intercettati dalle forze dell'ordine, hanno esploso bombe carta e colpito con alcuni bastoni gli agenti. In questa fase un poliziotto è appunto stato colpito alla testa e è stato portato in ospedale. I tifosi napoletani sono stati poi reindirizzati verso il loro settore per seguire la partita. Sono ovviamente in corso indagini della Digos per individuare i responsabili dell'aggressione ai poliziotti. Stanno caricando, raga. Stanno caricando. Non ci credo. Stanno caricando sti matti, raga. Non ci credo, tutta la gente che correva. Si sono messi a caricare. Lo sapevo. Eccolo, eccolo, eccolo. Lo sapevo, sentivo qualcosa. Sentivo che nell'aria stavano retreggiando tutto.